Trasformazioni, uscire dal labirinto rompendo gli schemi, e questo è il tema dell'incontro organizzato oggi ad Agrigento dai giovani imprenditori siciliani di Confindustria presso l'impianto Empedocle di Ecofes nella zona industriale, che ha visto la presenza di qualificati operatori del settore. Un modo, come ha spiegato il presidente regionale degli imprenditori Under 40 Gero La Rocca, per incontrarci e fare il punto su quanto fatto, ma soprattutto su quello che c'è da fare, partendo però da un concetto di base: la cultura, parte integrante non solo del modo di fare impresa, ma anche dell'idea della stessa società. Diverse le tavole rotonde organizzate con qualificati operatori. Noi abbiamo deciso di organizzare un convegno in questo momento con tutte le precauzioni di prevenzione anti-Covid, perché ci tenevamo come giovani imprenditori in questo momento a dare un segnale forte di dialogo con le istituzioni. Alla crisi precedente, a partire dal 2008, abbiamo vissuto anche quella pandemica globale. Oggi, per poter pensare di risollevare la nostra regione, abbiamo bisogno di alcune trasformazioni. I giovani imprenditori ci sono, ma hanno necessità di essere valorizzati dalle istituzioni per creare un fronte compatto per la Sicilia e per il Mezzogiorno, da cui far partire una sorta di Next Generation Sicily che ci collega direttamente a quello che si sta mettendo in campo a livello europeo su alcuni cardini: burocrazia, infrastrutture, investimenti e digitalizzazione. Ma la Sicilia è pronta? I giovani imprenditori siciliani sono pronti a tutto ciò? I giovani imprenditori siciliani sono sempre stati pronti e hanno sempre creduto, tanto che abbiamo anche lanciato lo scorso anno un hashtag che è Resto in Sicilia. Noi vogliamo continuare a scommettere, perché non vogliamo fare le valigie come hanno fatto 200.000 giovani nell'ultimo decennio, però lo ribadiamo: è necessario che ci sia la collaborazione e la concretezza delle istituzioni. È molto importante perché oggi avremo l'opportunità di inaugurare un nuovo impianto, nuova occupazione, nuovo valore per il territorio. Le imprese, nonostante le difficoltà, si stanno impegnando a continuare a investire, a creare valore aggiunto e occupazione per il territorio. Poi il tema è un tema delicatissimo, perché il tema dell'ambiente, una trasformazione nella gestione dei rifiuti che oggi vedremo proprio realizzata nel suo pieno. Ecco, le aziende come stanno vivendo il post-Covid, Presidente? Le aziende hanno difficoltà che hanno tutti, perché le misure di contenimento ovviamente sono un limite alle nostre attività, però dobbiamo farle perché sono utili e dobbiamo continuare a perseguire questo obiettivo di lavorare nonostante le difficoltà. Vorremmo che ci fossero anche delle agevolazioni un po' più importanti da parte delle amministrazioni, delle istituzioni, e su quello stiamo lavorando. Oggi dibatteremo appunto di questo. Queste sono eccellenze che si radicano nel nostro territorio, fanno del riutilizzo dei rifiuti, facendoli diventare delle risorse, quindi delle materie prime, il loro punto di forza, ed è un bene perché si uniscono pratiche sostenibili e positive a quelle che poi è economia e posti di lavoro. Il Governo nazionale sta spingendo tantissimo su quella che è la sostenibilità, dagli ecobonus per la ristrutturazione delle case dal punto di vista energetico, fino ad arrivare con il 110%, fino ad arrivare a quelli che sono gli ecobonus per l'acquisto di macchine ibride o elettriche che in qualche modo inquinano meno. E però la importante novità, visto che si parla di imprese, è che dal 1° di ottobre il Meridione paga il 30% di tasse in meno sul costo del lavoro, cioè che significa che ad un imprenditore un dipendente costerà il 30% in meno. Questo significa che rimessi i soldi nelle mani degli imprenditori, gli imprenditori faranno ulteriori investimenti o ulteriori assunzioni, e io mi aspetto che il Sud davvero rifiorisca. Queste devono essere delle politiche di tassazione nuove che noi stiamo mettendo in campo e che con Recovery Fund dovranno essere sempre più forti. Quindi bene oggi qui, bene i giovani di Confindustria che continuano ad essere sempre sul pezzo, come si dice, puntuali per parlare sempre di cose nuove, e soprattutto bene che la politica in questo caso si confronti con loro per prendere gli impegni, ma soprattutto per dire anche, rispetto agli impegni presi un anno fa,
quanto abbiamo lavorato e cosa abbiamo fatto, perché davvero di strada da un anno fa, dal primo incontro, ne abbiamo fatta davvero tante. Ecco, oggi siamo qui in grande forze col Circolo di Agrigento, con la Lega Ambiente Sicilia, ed è giusto venire da Roma per diciamo, partecipare a questa inaugurazione di questo impianto importante per la raccolta differenziata e il riciclo di quei rifiuti. È uno di quegli impianti che va realizzato in tutta la Sicilia come nel resto del sud Italia, impianti tecnologici, impianti fatti bene, a prescindere da chi li faccia, che sia il pubblico o sia il privato, perché per combattere la gestione criminale dei rifiuti urbani e speciali che è stata messa in campo anche in questa regione servono impianti tecnologici e gestioni efficaci, efficienti ed economiche.